Incendio all'ora di pranzo in un'azienda agricola in via Caposeda nella zona industriale di Montegrotto Terme. Ad andare a fuoco sono state delle rotoballe di fieno. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco partiti dal vicino distaccamento di Abano Terme e le autobotti del comando di Padova. In totale 3 automezzi, un'autopompa e 2 autobotti. Dal luogo dell'incendio si è alzata una colonna di fumo visibile anche da chilometri di distanza. Le operazioni di spegnimento sono durate a lungo. Al lavoro anche 2 scavatori dell'azienda che hanno smistato e spostato la paglia. Le cause del rogo sono ora al vaglio dei vigili del fuoco. Tuttavia, dalle prime indiscrezioni, sembra che ad innescare l'incendio sia stato l'incauto tentativo di un dipendente di distruggere un nido di vespe utilizzando il fuoco. Fisherman Channel News, Montegrotto Terme.